Stiampati na io di rame, David alle di Gionate a di. C'è ho fatto, c'è colpe a io, c'è delitti ho fatto a topari, caladome che di copami. I risponde che l'altri, non sta neanche insumiati un etal, non tu muraras par mai. Mio pari non fas nessune robe, importante o no, senza interpellami me. Parcemo mio pari varesi al divemiti nude platade, une robe di queste sorte, neanche pari insium. David al faseches giurament. To pari al samasse ben che io e te ho d'accordo e alla pensat. Gionate, non la di saven nuie, che non se chiappi a cur, ma ver come che il Signore alle viv e che tu ses viv anche tu, fra me e la muart allezzaro mai dome un pas. Disse al Gionate, io ce varesi o di famo per te. David rispondea a Gionate, doman e la luna niove e mi tocche sentami a gustà cur re, ma tu mi lasceras partì e io starai squindut te campagne fin tremai alla tierce sere. Se to pari a l'ul save parce che non soi, tu disaras così. David mi ha domandato e mi ha insistito di fare un salto fin a Betlem, te societat, che fasin il sacrificio di ogni anno per tutte le famiglie. Sal dis bon, il tuo famiglia al postà in paz, ma se si inrabbie, ten a mens che la destina di rovinami. Mostra il tuo buon cur vers dal tuo famiglia, mi dian che tu l'has unit a ti, con un patto in non dal Signor. E so hai sgarato in alc, fasimi fur da orman, parce menami di topari. Gionate al chiappala per aule. Non sta neanche pensare ne robe dal genar. Se io o fossi sigur che mio pari alla destina della tua rovine, tu puoi discrodi che non ti visares. Allora David gli domandò a Gionate, come fasarai al save se tuo pari a rispondere ad inrabbiat? Gionate rispondè a David, dai, anin in campagne. A essir induti doi fu per campagne. Gionate gli disse a David, pal Signor, Dio di Israele, io interpellerai mio pari doman o la tierce di come cumò. Se vadrete a David e io non mandi nessun a fatti save un alc, il Signor i mandi a Gionate che smal e che zonti anche che st'altri. Se mio pari al destinarà di rovinati, io ti manderai a avvisare e ti lascerai là. Tu ti laras san e salv e che il Signore al sei con te come che l'ha avuto stat con mio pari. So sarai anche mo in vite, cir dimostrami il buon cur dal Signor. Se invece tu sarai muart, non sta mai la sala mettiase senza il tuo buon cur. Quanche il Signore al varà splanat de facce de tiere duci nemis di David, che il non di Gionate non vegni scancellà de chiase di David. Se no il Signore i domanderà conta ai nemis di David. Gionate al tornare da Indaur a Zurai a David, perché che voleva ben con tutto il cur. Gionate i disse, doman e la luna niove e duc avaran vonde c'è di che non tu ses e che la tua place e vuide. Passando man si inquarzaran anche i miei che non tu ses. Allora tu la rasta al luc, la che tu ieri slat la di che altre questioni e tu starai sentato su quel ciuc che tu sas. Passando man io o tirerai 3 frecce di che bande lì, come partirat al bersai. O mandarai il famei, cor, cir fur la frecce. Se disarai al famei, la freccia è più in ca di te, chiappile su, salte fur che parteva ben e non le venui cepore, come che le ver che il Signore le viv. Ma se invece ti disarai al zovin, la freccia è più in là di te, stiampe che il Signore che ti manda lontan. In merito alla paraule che si vindade io e te, alle testimoni il Signore frano doi par sempre. E così David alle platassi te campagne. Si fase la luna niove e il re si comodà pal gustà. Il re si sentate sopplace di sempre, quintre il mur. Gionate si comodà in face. Abner si sentà a flanc di Saul e il pues di David arrestà voit. Saul però non il dise verbo taquel dì. Al pensà, alle un cas, si viot che non le mont. Talindomande lune niove, la seconda dì, il pues di David arrestà in daur voit e Saul gli dise a suo figlio Gionate. Parce pol fidi jesse noi al venuta a gustà ni ir ni vue? Gionate risponde a Saul. David mi ha domandato e ha insistut per poter là a Betlem. Mi ha dite, lassimi là per plasè, che vengo un sacrificio di famè in citat, e i miei fradi mi han dite che ho ledi anche io. Per la qual, se tu mi hai sagrat, lassimi fa un salt alla viodi dai miei fradis, ve perché non è venuta a gustà cur re.
Saul al pierdei rispies contri di Gionate e i berlà, fidio ne sdrondine, come se non saves che tu tegni spal fidi jesse, per to vergogne e per vergogne de nature di tomari. Fin tremai che il fidi jesse al sarà in che smont, non tu sarà sicur ni tu ni il toream. Mandilo a Ciri e meni maldonje, cale di jesi copat. Gionate i risponde a sopari Saul e dise, parce povaresi il di morì, ce hai al fat. Allora Saul, il ecula solance parmis decidù di fallo fur, e Gionate al capì che sopari agli rezzar ormai risolù di maccià David. Gionate aglieva su de taule, imborad di rabbie, e nol totia bocchiade ta seconde giornate dal mes, parce calpenave par via di David, e di sopari che l'uveve finduta muart. Talindoman a buinore, Gionate alle furte campagne per incontrarsi con David. Alveve da ursidi un famei antimozzo venut. I dise al famei, cor, vaciri li sfrecis che io tirarai. Il famei al corè e Gionate al tirare le frecce in mute maniere di passai denant. Quando il famei arrivalata al luc de frecce che aveva trat, Gionate i berlà, la frecce non è di là di te. Gionate i berlà in da ora al famei, svelt, spessè, non sta fermati. Il famei di Gionate arregonà le frecce e gli portà il soparon. Il famei non si scrupolava di nuie, domme Gionate e David, a sapeva indice che si trattava. Gionate i consegnà li sarmis al suo famei e dise, va e porta queste robe in citat. Biel che il famei al tornava in Daur, David aglieva su di Daur de grumbule e si buttà 3 volte sculla muse partiere. Poi si chiapparin a braccia quel e avairin insieme che non arrivavin a bonassi. Gionate i dise a David, va in pace, rivuarta al giurament che si vin fatto tutti doi in non dal Signor, che il Signore al fasi di testimoni per sempre fra me e te, fra la me e la tua diernassie.